Incidente mortale a San Leone, arresto cardiaco al villaggio Mosè, domiciliari per omicidio stradale 45enne. Sub scomparso a Licata, mamma e figlio nel nulla nel Messinese dopo incidente. Hotspot di Lampedusa al collasso, ieri manifestazione di protesta abusiva a Porto Empedocle. L'organico va nell'indifferenziato, solo per oggi l'amministrazione di Agrigento tampona con un'eccezione alla mancata raccolta di ieri. Nuova rotonda al quadrivio, le novità portano nuove polemiche. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ieri ad Agrigento, a pochi minuti di distanza, si sono consumate due tragedie. Incidente mortale all'ingresso di San Leone, in cui ha perso la vita Juan Carlos Nestor Acosta, 74 anni, argentino di origine ma da anni trapiantato a Favara, ed un 35enne empedoclino Gaetano Sanfilippo è deceduto all'interno del negozio Centro Mega di Villaggio Mosè in seguito a un arresto cardiaco. L'uomo teneva in braccio il figlio piccolo. Il servizio di Lello Casesa. Due diversi incidenti avvenuti ieri ad Agrigento hanno causato la morte di due uomini, un anziano nato in Argentina ma da anni residente nel territorio della provincia di Agrigento ed un giovane 35enne che ha accusato un malore accasciandosi in un'altra brutta tragedia avvenuta al villaggio Mosè. L'uomo si trovava in un negozio e ha accusato un malore improvviso e nonostante i soccorsi non è riuscito a salvarsi. L'altro caso ha riguardato uno scontro tra due auto sul viale trafficato di Viale Emporium. L'uomo di origine argentina in sella ad un motore ha avuto la peggio perdendo purtroppo la vita. Secondo una prima dinamica l'incidente è avvenuto tra due auto, una Fiat 500L e una Fiat 500X ed uno scooter su cui viaggiava l'anziano. L'impatto molto violento ha provocato la morte dell'uomo nato in Argentina e residente a Favara, alla guida del mezzo a due ruote. Attivati immediatamente le ambulanze del 118, arrivate sul posto per soccorrere i 4 feriti, tra cui un bambino che fortunatamente non hanno avuto nulla di grave. Polizia municipale e carabinieri arrivati sul posto hanno immediatamente bloccato il traffico per poi gestire al meglio la viabilità attraverso controlli ed informazioni sul caso. I vigili del fuoco e i carabinieri ieri hanno recuperato i resti di un cadavere dentro un sacco sul Monte Pellegrino a Palermo, dopo che un uomo, Damiano Torrente, 46 anni, si è presentato dai militari confessando di aver ucciso una romena di 30 anni, Ruxandra Vesco, nel 2015. In quell'anno era stata presentata una denuncia di scomparsa. Il corpo della donna era stato messo dentro un sacco e gettato nel dirupo dove è stato trovato dai pompieri. Sul luogo del ritrovamento sono arrivati anche i RIS. Torrente è stato arrestato. Sono in corso le ricerche da parte della Guardia Costiera e dei Carabinieri della compagnia di Licata, anche con l'ausilio di un elicottero di un sub licatese inghiottito dalle onde a circa 400 metri dalla riva nel tratto di mare di fronte alle Balatazze a Licata. Le forze dell'ordine hanno ritrovato l'auto dell'uomo parcheggiata e anche lo zaino di sua proprietà su uno scoglio. Mamma e figlio scomparsi nel Messinese, l'appello di papà Daniele, tornate a casa, i dettagli nel servizio. Resta ancora avvolta nel mistero la scomparsa di Viviana Parisi, la DJ di Venetico scomparsa nel nulla da lunedì assieme al suo bambino di 4 anni. La Polizia di Stato li sta cercando nell'Interland di Caronia. Proprio nel territorio del comune messinese la donna, dopo un incidente autonomo sulla A20 Messina-Palermo, all'altezza della frazione di Torre del Lauro, si sarebbe allontanata con il figlioletto nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce. Dagli investigatori si apprende che al momento del sinistro stradale altri utenti in transito sull'autostrada A20 si siano fermati per dare assistenza alla 43enne. Chi si fosse fermato o potesse fornire informazioni utili in merito è pregato di contattare i numeri di emergenza 112 o 113. Le ricerche intanto proseguono. Nelle scorse ore i vigili del fuoco, unitamente alle forze dell'ordine, hanno scandagliato le zone circostanti di un laghetto nel Messinese. Le acque sono state controllate dalla squadra sommozzatori dei pompieri. Al momento gli inquirenti non tralasciano nessuna ipotesi. Ad avvertire le forze dell'ordine era stato il marito della donna, un musicista e DJ della costa tirrenica, non avendo visto rincasare la compagna e il figlio a Venetico, dove risiedono, e anche sul proprio profilo Facebook ha richiesto aiuto a tutti i suoi contatti per avere notizie.
Una cugina della donna avrebbe riferito che la 43enne aveva detto al marito che sarebbe andata al centro commerciale di Milazzo per comprare delle scarpe al bambino, ma poi dei due non hanno avuto più notizie. I familiari non si spiegano cosa possa essere accaduto alla donna, descritta come una madre amorevole e apprensiva, attaccata alla sua famiglia e al figlioletto di 4 anni. Sull'auto è stata trovata la borsa della donna con i documenti. Gli investigatori stanno cercando eventuali testimoni, controllando un'ampia area, comprese le zone boschive. 2 barche a vela in balia delle onde, una delle quali stava per affondare a 16 miglia dalla costa di Porto Empedocle, sono state soccorse da un elicottero della Guardia Costiera. Uno dei velisti si è gettato in acqua e è stato recuperato con un verricello, mentre l'altro si è rifiutato di lasciare la barca a vela e ha continuato la navigazione da solo, assistito dall'alto dai militari. Meteo capriccioso d'agosto, oggi allerta gialla in Sicilia, ieri tromba d'aria sul lungomare di Cefalù. C'è il servizio. Il maltempo ha investito ieri pomeriggio diverse zone della Sicilia e in alcuni casi ha provocato anche momenti di panico. A Cefalù una tromba d'aria ha investito il lungomare mentre era invaso da turisti e bagnanti. Le immagini, riprese da alcuni passanti, mostrano la scena da incubo. Molti bagnanti sono stati investiti dalla sabbia sollevata dalla tromba d'aria. La tromba d'aria ha poi esaurito la sua forza avvicinandosi alla costa e alla strada. Improvvisamente c'è stato un fuggi-fuggi tra i bagnanti che stavano trascorrendo una giornata al mare. Fortunatamente non si registrano feriti. Un agosto con un meteo capriccioso sull'isola. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo per tutta la giornata, indicando l'allerta gialla sui settori nord-orientale e centro-settentrionale della Sicilia. Massima attenzione anche a Palermo, dove è ancora vivo il ricordo dell'alluvione del 15 luglio scorso, che in poche ore provocò vari allagamenti in città, coinvolgendo numerosi automobilisti in transito lungo il viale Regione Siciliana. L'hotspot di Lampedusa è di nuovo al collasso con 900 immigrati ospiti della struttura di Contrada Imbriacola che ne può ospitare solo 95. Non è bastato il trasbordo di 350 persone sulla nave quarantena azzurra per svuotare il centro d'accoglienza. La nave, che sta raggiungendo il porto di Augusta a Siracusa, farà rifornimento e poi tornerà a Lampedusa per proseguire il trasbordo dei migranti. Successivamente la nave raggiungerà il porto di Trapani come era previsto in un primo momento e non Porto Empedocle. Noi siciliani non siamo tutelati, a maggior ragione noi empedoclini. I flussi migratori sono incontrollati e illegali. La nostra salute è a rischio. Il governo deve chiudere la tensostruttura. Sono questi alcuni dei temi centrali della manifestazione organizzata dal Movimento Siciliani Uniti. Il corteo non autorizzato dalla Questura di Agrigento si è svolto a Porto Empedocle sul tardo pomeriggio di ieri. I manifestanti sono partiti dalla Torre Carlo V, hanno marciato sulla via Roma, poi lungo la via Empedocle, hanno impedito la libera circolazione veicolare. Arrivati al porto, sul punto esatto in cui attracca il traghetto per Lampedusa, si sono schierati di fronte ai cancelli e hanno esposto gli striscioni contro il governo. La polizia ha tentato di identificare alcuni di loro, ma questi lo hanno impedito. Alla protesta era presente anche il vice sindaco Urso, che condivide con i Siciliani Uniti esclusivamente la visione sulla tensostruttura, sulla gestione dell'immigrazione e sul futuro turistico di Porto Empedocle. 2 diversi incidenti avvenuti ieri ad Agrigento hanno causato la morte di 2 uomini, un anziano nato in Argentina ma da anni residente nel territorio della provincia di Agrigento ed un giovane 35enne che ha
accusato un malore accasciandosi in un'altra brutta tragedia avvenuta al villaggio Mosè. L'uomo si trovava in un negozio e ha accusato un malore improvviso e nonostante i soccorsi non è riuscito a salvarsi. L'altro caso ha riguardato uno scontro tra due auto sul viale trafficato di Viale Emporium. L'uomo di origine argentina in sella ad un motore ha avuto la peggio perdendo purtroppo la vita. Secondo una prima dinamica l'incidente è avvenuto tra due auto, una Fiat 500L e una Fiat 500X ed uno scooter su cui viaggiava l'anziano. L'impatto molto violento ha provocato la morte dell'uomo nato in Argentina e residente a Favara, alla guida del mezzo a due ruote. Attivati immediatamente le ambulanze del 118, arrivate sul posto per soccorrere i 4 feriti, tra cui un bambino che fortunatamente non hanno avuto nulla di grave. Polizia municipale e carabinieri arrivati sul posto hanno immediatamente bloccato il traffico per poi gestire al meglio la viabilità attraverso controlli ed informazioni sul caso. Tampone uccide automobilista ai domiciliari 45enne che guidava ubriaco e drogato. Nell'incidente ha perso la vita il 64enne Filippo Fantauzzi di Delia. I dettagli nel servizio. Arresto convalidato e domiciliari, queste le decisioni del giudice per le indagini preliminari Alessandra Vella nei confronti di Fabio Muratore, 45 anni di Canicattì, finito in carcere sabato mattina dopo l'incidente nel quale ha perso la vita il 64enne Filippo Fantauzzi di Delia. Il quarantenne, che ha nominato come difensore l'avvocato Diego Giarratana, è indagato per omicidio stradale con le aggravanti di avere provocato la morte dell'automobilista dopo essersi messo alla guida senza avere la patente, con un tasso alcolemico 5 volte superiore al limite previsto e dopo aver assunto cocaina. Muratore è stato arrestato dai carabinieri dopo che controlli in ospedale hanno accertato la massiccia presenza di alcol e cocaina nel suo organismo. L'incidente è accaduto nel cuore della notte in contrada Giacchetto sulla statale 123 alle porte di Canicattì. Fantauzzi, bracciante agricolo, era alla guida della sua auto Bianchi 112 e stava andando a lavorare in un terreno in campagna. Muratore, alla guida della sua Renault Clio, proveniva da dietro nella stessa direzione di marcia, lo ha tamponato. Secondo la ricostruzione dei fatti, superando i limiti di velocità e non rispettando le distanze e comunque le comuni regole di prudenza e diligenza, lo avrebbe tamponato con violenza facendo sbalzare la 112 contro un muro. Dall'altra parte della carreggiata Fantauzzi è morto sul colpo. Il governo regionale ha scelto la linea dura, non partecipare e non assecondare le passerelle. Ed una di queste, per l'assessore Falcone, è stato il tavolo da lui stesso definito infruttuoso, organizzato dal viceministro Cancellieri in prefettura ad Agrigento. La Sicilia e i siciliani, dice, non hanno bisogno di riunioni o incontri dove si analizzano i problemi senza dare soluzioni adeguate, ed ha trovato l'attacco del deputato pentastellato Giovanni Di Caro. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Vivace botta e risposta tra il deputato regionale agrigentino di 5 Stelle, onorevole Giovanni Di Caro, e l'assessore alle infrastrutture Falcone, relativamente al tavolo che il viceministro Cancellieri ha tenuto qualche giorno fa nei locali della prefettura alla presenza dei sindaci, del cartello sociale, di Don Mario Sorce e dei sindacati. Con particolare insistenza stanno spingendo l'ANAS a realizzare le opere incompiute che da anni ci sono nella nostra provincia. Inaccettabile e vergognoso sono i primi 2 aggettivi che mi vengono in mente, afferma Di Caro, per qualificare il comportamento del governo Musumeci, ingiustificatamente assente a un incontro col prefetto e col viceministro Cancellieri, con i sindaci della provincia per fare il punto sulle criticità della viabilità di Agrigento. Musumeci ha pensato bene, continua Di Caro, di non mandare nemmeno un usciere a rappresentare la regione, e questo appena qualche giorno dopo l'imperdonabile assenza all'inaugurazione del viadotto Imera. Qualcuno dica a Musumeci, visto che sembra non capirlo, che mettersi di traverso sempre e comunque non è un danno per il governo Conte, ma per tutti i siciliani che sta rappresentando nel peggiore dei modi possibili. All'onorevole De Caro replica l'assessore Falcone, affermando come basta con i tavoli infruttuosi al sapore di passerella. Per la Sicilia e i siciliani non c'è bisogno di riunioni o incontri dove si analizzano i problemi senza dare soluzioni adeguate. Agrigento, continua l'assessore Falcone, ha 2 grossi problemi risolti: l'Agrigento-Palermo e l'Agrigento-Caltanissetta. Abbiamo chiesto ad ANAS da oltre un anno di rescindere con la CMC sul viadotto Acragas chiuso al
traffico da oltre 2 anni e mezzo, il governo Musumeci è intervenuto con ben 11 milioni su un totale di 29 necessari per la riapertura. Purtroppo a oggi il soggetto attuatore ha speso solo i pochi spiccioli. Per quanto riguarda invece le strade provinciali, la Regione ha assegnato 30 milioni di euro al libero consorzio di Agrigento e molti interventi sono già in itinere. Il governo Musumeci, afferma Falcone, sostituendosi ad altri enti alcune settimane fa, ha anche finanziato con oltre 5 milioni la progettazione della strategica arteria Mare Monti. Intanto il vice ministro Cancelleri annuncia importanti progetti per le infrastrutture da realizzare in Sicilia anche in vista delle ingenti risorse che arriveranno dall'Europa. Il governo sulla Palermo-Agrigento, sulla Caltanissetta-Agrigento non intende più aspettare o indugiare. Abbiamo per il tramite di ANAS fatto avere all'azienda una proposta in termini di perizia di variante. Se verrà accettata bene, altrimenti passeremo alla rescissione del contratto e all'affidamento ad altra azienda, perché adesso con il DL Semplificazioni possiamo anche velocemente far ripartire lavori con qualcuno che più seriamente vuole affrontare e soprattutto definire queste opere. Sulla Nord-Sud siamo a buon punto, io credo che entro la fine del 2021 dovremmo completare tutti i lotti che ci sono fra Mistretta e Nicosia. Entro invece la fine di quest'anno avremo un tavolo insieme con i sindaci con i quali io voglio prendere la decisione sul tipo di tracciato e di percorso che ci saranno invece nei lotti C, cioè quelli che da Nicosia vanno fino alla A19, cioè il completamento definitivo della Nord-Sud. Quindi 2 appuntamenti importanti, uno a ottobre-novembre di quest'anno per la definizione del nuovo percorso ed entro il 2021 invece la definizione di quelli che sono in questo momento le opere in cantiere fra Mistretta e Nicosia. Operatori ecologici a lavoro da questa mattina all'alba per ripulire la città di Agrigento e la frazione dai rifiuti accumulatisi ieri per l'impossibilità di utilizzare il servizio a causa delle restrizioni imposte sui quantitativi di rifiuti organici trasportabili alla centrale di trasferenza di Lercare. Il Comune di Agrigento infatti, con una disposizione di ieri, ha autorizzato le imprese SEDA, SE e SEAP in via temporanea e solo per la giornata di oggi alla raccolta della frazione umida non raccolta ieri, con una miscelazione con il sacco residuo in calendario di oggi sul territorio agrigentino. Nella disposizione di servizio inviata alle ditte del raggruppamento di imprese si spiega che la decisione è stata presa dopo aver valutato i problemi igienico-sanitari conseguenti alla mancata raccolta dell'umido per poter normalizzare la raccolta in attesa di eventuali soluzioni da parte della regione siciliana, ma anche di altre soluzioni che l'amministrazione comunale e l'assessorato all'ambiente stanno valutando per superare la fase di criticità che si protrarrà probabilmente anche per il mese di settembre. La tornata degli ex, gli uomini in corso al Comune di Agrigento sono il già sindaco Firetto, il già sindaco Marco Zambuto e il già sindaco Aldo Piazza, a cui si aggiunge l'ex assessore Franco Miccichè. Per le donne, già consigliere Angela Galvano, come anche Marcella Carlisi e ancora Daniela Catalano, che è anche attuale presidente del Consiglio Comunale, ma alcune candidature restano nella sfera della disponibilità. Vediamo. Siamo con Aldo Piazza, ex sindaco di Agrigento. Ecco, si ritorna alla politica giornaliera, quotidiana, attiva, in vista del prossimo impegno elettorale del 4 e 5 ottobre. Aldo Piazza vuole continuare la sua esperienza e si candiderà sicuramente a sindaco di Agrigento, ma con quali prospettive, con quali liste, con quale argomentazioni cercherà di convincere l'elettorato? Sindaco Piazza, ex sindaco Piazza. Sì, senta direttore, io penso di avere le carte in regola. Mi candido a sindaco di questa città perché ritengo che la città abbia bisogno di una guida sicura, una guida che possa quantomeno dare un futuro a questa città. Abbiamo assistito veramente negli ultimi 10 anni al degrado più assoluto dei quartieri, della città, dello stato sociale in cui vive, diciamo, la nostra popolazione. Io mi candido perché credo che in questo momento i partiti che in qualche modo vorrebbero far parte del cosiddetto centrodestra non ha trovato dopo 10 mesi ancora un candidato unitario.
credo che avevano individuato un candidato, ma si è scoperto dopo di non essere assolutamente di centrodestra, quindi sbagliando il tutto. Adesso questo centrodestra è alla ricerca di un ulteriore candidato a 58 giorni dalla campagna, dalle elezioni, quindi ritengo che ci sia veramente una situazione veramente paradossale. Questi partiti di centrodestra, devo dire tra l'altro, sono delle bandiere nazionali che in questo momento rappresentano il Paese a livello nazionale, ma a livello locale non abbiano assolutamente né i numeri, neanche i candidati per poter fare le liste. Quindi credo che bisognerebbe più guardare la realtà del territorio, guardare i candidati che hanno le qualità, che hanno anche una storia personale di centrodestra, e eventualmente io sono ancora pronto e disponibile, pur avendo fatto questo tentativo a suo tempo, quello di eventualmente unire questo centrodestra per fare una battaglia per vincere le elezioni e per dare una guida sicura alla nostra città di Agrigento. Piazza, un centrodestra che all'inizio sembrava unito, ma ora si sta disgregando con più liste. Vediamo anche la Lega che porta avanti un suo ragionamento, Fratelli d'Italia, l'autonomia, insomma tutto questo non può favorire la vittoria certa dell'attuale sindaco Firetto? Ma guardi, io credo che in questo momento i partiti a livello nazionale abbiano necessità intanto di trovare la strada per riaffermarsi e radicarsi nel territorio. Non mi pare che abbiano fatto una politica di questo tipo e non credo che abbiano la forza per ribaltare una situazione che vada in una determinata direzione. Non ho assolutamente percezione che ci possa essere una riconferma dell'attuale sindaco, ma credo invece che la possibilità di trovare una intesa e di poter vincere al primo turno ci possa essere. Prove tecniche di un disastro a segnalarci come dal loro punto di vista la costruenda rotatoria del quadrivio ad Agrigento non sia funzionale sono i nostri telespettatori. Ieri, in occasione delle operazioni di messa in prova, la zona è andata in tilt stando alle segnalazioni arrivate alla nostra redazione. Fiero invece il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, che annuncia l'installazione di una grande rotonda con torre faro al centro di un incrocio che è tra i più trafficati della città. Aumentano i casi di coronavirus in Sicilia, sono 21 i nuovi contagi di cui 5 migranti. 9 casi si sono registrati nel Ragusano, 4 a Catania, 3 a Palermo, 5 a Messina. C'è il servizio. Altri 21 nuovi casi di Covid-19 in Sicilia nelle ultime ore, 9 sono a Ragusa e di questi 5 sono migranti, 5 casi a Messina, di cui 4 accertati nel corso di controlli legati ad attività ospedaliera e 1 per contact tracing. 3 casi in provincia di Palermo e 4 a Catania, di cui 3 per contact tracing e 1 che si è presentato in ospedale con i sintomi del coronavirus. I dati sono stati comunicati dal sistema regionale alla Protezione Civile e resi noti nel report del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. 38 persone sono ricoverate in ospedale e di queste 4 sono in terapia intensiva. Altre 276 sono in isolamento domiciliare, portando così a 314 il numero degli attuali positivi in Sicilia. I numeri dei nuovi contagi schizzano in Italia con 384 casi contro i 190 in più del giorno precedente, 10 i morti in un giorno, ieri il doppio del giorno prima, portando il numero complessivo delle vittime dall'inizio dell'emergenza a 35.181. Solo nella Valle d'Aosta non ci sono nuovi casi. Le persone attualmente positive nel Messinese sono 31. Anche nella casa di cura Cristo Re, durante alcuni controlli di routine, sono emersi 3 casi di positività su operatori della struttura, la quale ha deciso di effettuare di nuovo tamponi di controllo su tutto il personale a proprie spese. I dipendenti sono in totale 130 e i 3 positivi sono tutti asintomatici. Tra 4 giorni i controlli saranno ripetuti, ma intanto è stato riscontrato un caso di positività su una donna che doveva ricoverarsi e per la quale l'ASP ha predisposto l'isolamento nella propria abitazione. Un altro contagio invece è stato segnalato ad Oliveri, si tratta del figlio del primo contagiato.
È stato firmato questa mattina dal Ministero dell'Istruzione e dalle organizzazioni sindacali il protocollo per garantire l'avvio dell'anno scolastico in sicurezza. Il servizio di Lello Casesa. Firmato in queste ore tra il Ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina e le organizzazioni sindacali il protocollo per la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico. Help desk per le scuole, modalità di ingresso e uscita, igienizzazione degli spazi, regole introdotte dal protocollo forniscono le indicazioni alle scuole e dovranno diventare un punto di riferimento anche per gli studenti e le famiglie. I sindacati della scuola hanno riconosciuto il lavoro fatto dal governo per trovare le risorse per la scuola ed hanno definito l'accordo storico firmato nel 2008 dall'ex ministra Gelmini, superando di fatto la questione sulle cosiddette classi pollaio con l'innalzamento del numero di alunni per classe. È un accordo importante, scrive oggi sui social la ministra Azzolina, in cui ringrazia i sindacati sul nuovo provvedimento che contiene le misure per garantire la tutela della salute di studentesse, studenti e personale, ma anche impegni che guardano al futuro e al miglioramento della scuola, cercando di eliminare le classi pollaio, una battaglia che porto avanti da tempo e che rappresenta per me una priorità. Si tratta di regole chiare, aggiunge l'Azzolina, che danno certezza a dirigenti scolastici, personale, famiglie, alle ragazze e ai ragazzi che si apprestano a tornare nelle aule. Ritengo particolarmente importante l'help desk che sarà attivato a supporto delle scuole. È la dimostrazione che non vogliamo lasciarle sole. Come governo, conclude la ministra, avevamo promesso di trovare le risorse e lo abbiamo fatto, quasi 3 miliardi di euro, e stiamo mettendo anche fondi per consentire agli enti locali di affittare spazi per le lezioni. Oggi è l'anniversario della morte di Gaetano Costa, Antonio Cassarà e Roberto Antiochia, uccisi dalla mafia negli anni '80. Il 6 agosto del 1980 avvenne l'omicidio del magistrato, mentre nello stesso giorno, 5 anni dopo, fu ucciso il vicequestore e l'agente. Il 6 agosto di 40 anni fa Gaetano Costa, procuratore della Repubblica di Palermo, cadeva sotto i colpi di un sicario di mafia. Pur consapevole del grave rischio che correva, aveva rinunciato all'uso di un'auto blindata della scorta per non esporre a pericolo altri uomini. La sua fermezza e il suo rigore, con i quali aveva compiuto delicatissime indagini di mafia, gli costarono prima un drammatico isolamento e poi la vita. E 35 anni fa Antonio Cassarà, vicecapo della squadra mobile di Palermo, e l'agente Roberto Antiochia, due figure simbolo della lotta alla mafia degli anni '80, insieme trovarono la morte in viale Croce Rossa quando furono abbattuti da una sventagliata di Kalashnikov a pochi passi dall'abitazione del funzionario di polizia. Nell'armadio del suo ufficio all'Ars ha trovato la cravatta che solitamente conserva per le sedute d'aula tagliata a metà. Lo ha denunciato alle forze dell'ordine Claudio Fava, deputato dei Centopassi e presidente della commissione antimafia dell'Assemblea regionale siciliana. Qualcuno ieri sarebbe entrato nella stanza del presidente della commissione. Oltre a presentare una denuncia alla questura di Palermo e alla Digos, Fava, come previsto dal regolamento dell'Assemblea regionale siciliana, ha informato gli uffici di sicurezza dello stesso Parlamento. Il presidente Gianfranco Miccichè, il deputato, che non ha voluto commentare l'accaduto, ha solo detto che il lavoro della Commissione regionale antimafia va avanti e che ha già approvato il calendario che a settembre verterà sui beni confiscati e sanità. I carabinieri hanno trovato una vera e propria piantagione di marijuana con più di 50 piantine nascoste tra gli alberi di ulivo. 2 arresti a Ravanusa. Arturo Cantella. I carabinieri di Agrigento hanno trovato una piantagione di cannabis nascosta tra gli ulivi, 2 gli arrestati a Ravanusa. Nella giornata di ieri, infatti, i carabinieri della compagnia di Licata hanno arrestato un 51enne e la moglie di 46 anni, ritenuti responsabili di coltivazione di sostanze stupefacenti in campagna nelle pertinenze della loro abitazione. I militari dell'Arma hanno trovato una vera e propria piantagione con oltre più di 50 piante accuratamente nascoste tra i rigogliosi alberi di ulivo. Il costante e attento controllo del territorio da parte dei carabinieri dopo il sequestro di una piantagione di marijuana alcune settimane fa ha portato un altro brillante risultato.
Nelle campagne di Ravanusa, in provincia di Agrigento, all'interno di un fondo agricolo coltivato ad alberi di olivo, i militari hanno notato qualcosa di anomalo che meritava un approfondimento. I due coniugi proprietari del terreno, uno di 51 anni e l'altra di 46 anni, entrambi nella città di Ravanusa, all'arrivo dei militari non hanno potuto far nulla per distogliere l'attenzione dei carabinieri da quell'apprezzamento di terreno ben nascosto tra gli ulivi. L'accurata perquisizione di tutta l'area ha consentito ai militari di scoprire una vera e propria piantagione di cannabis con più di 50 piante cresciute e pronti per la raccolta. I carabinieri quindi li hanno estirpati e sequestrati tutto. Le analisi di laboratorio fatte saranno per capire il principio attivo dello stupefacente e verranno distrutte. In tutto si tratta di circa 10 kg di stupefacente che sulla piazza avrebbe fruttato oltre 10.000 euro. La Procura della Repubblica di Agrigento è stata immediatamente informata. Marito e moglie sono stati arrestati con l'accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti. I carabinieri estenderanno altresì a tutta la campagna circostante i controlli per scovare eventuali altre piantagioni illegali. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Nasce la Banca della Terra, 430 ettari per aspiranti agricoltori, il servizio di Lello Casesa. La Banca della Terra, con questo slogan la Regione Siciliana ha messo a disposizione dei fondi ed un bando pubblico da destinare ai giovani che vogliono investire e puntare sull'agricoltura. Il bando è già stato pubblicato dalla Regione Siciliana ed affiderà 430 ettari di terreni agricoli abbandonati e non sfruttati in comodato ventennale rinnovabile ai siciliani under 41. Soddisfatto l'assessore all'agricoltura e di bandiera al governo Musumeci che dichiara: è il primo bando di questo tipo e dietro c'è stato un anno di lavoro, i terreni sono di proprietà della Regione, sono stati classificati e verranno affidati alle idee innovative dei giovani agricoltori. L'obiettivo è di aumentare le opportunità occupazionali e di reddito nelle aree rurali, ma anche valorizzare il patrimonio agricolo incolto. La Regione pensa anche ad un secondo bando per acquisire altri terreni nell'isola. Al momento quelli individuati si trovano tra Agrigento, Caltanissetta, Enna e Siracusa, terreni immobili della riforma agraria dell'ente di sviluppo agricolo, del demanio forestale, dell'assessorato regionale all'agricoltura, degli enti locali e altri soggetti pubblici o privati. La Regione redigerà perizie per stabilire il valore dei terreni e da oggi ci saranno 90 giorni di tempo per presentare le istanze da parte degli under 41 interessati. Ci aspettiamo molte richieste, aggiunge Edi Bandiera, anche perché la Sicilia è la prima regione italiana, secondo i dati comunicati da Coldiretti, davanti a Emilia-Romagna e Puglia per aziende gestite da under 40. In questi mesi abbiamo registrato una fortissima domanda di agricoltura da parte dei giovani e questa è la nostra prima risposta per valorizzarli in un mercato sempre più globale. La chiusura dei musei nei giorni festivi è scongiurata. Regione e sindacati hanno infatti trovato un accordo, secondo quanto comunicato dal sindacato dei dipendenti regionali, che ha partecipato a lungo confronto con il Dipartimento dei Beni Culturali e con quello della Funzione Pubblica. I siti resteranno quindi aperti con un monitoraggio costante delle attività e dei turni che durerà per tutto il mese di agosto. Si risolve così una questione che si presenta ogni anno, causata dal mancato pagamento degli straordinari per i dipendenti. Torna a crescere il numero dei viaggiatori nell'aeroporto di Palermo, ma luglio vede un calo di oltre il 50% rispetto al 2019. Se infatti al Falcone e Borsellino tra luglio e agosto sono stati 16.000 i passeggeri giornalieri e l'indice medio di riempimento è stato di quasi 120 viaggiatori per ogni volo, nel confronto tra luglio di quest'anno e lo stesso mese del 2019, secondo i dati elaborati dal gestore GESAP, il calo è stato del 58,5% a causa del Covid. Teatri di pietra fino al 21 agosto, fitto calendario al Teatro Greco di Eraclea a Minoa. Ieri Arianna nel labirinto. Margherita Trupiano. Sindaco, Eraclea è al centro della cultura perché come sito archeologico è di grande interesse, ma voi lo rendete ogni anno punto di riferimento con i teatri di pietra. Sì.
Quest'anno un anno particolare, nessuno ci credeva di poter organizzare teatri di pietra, ma nonostante la pandemia che abbiamo questa mondiale, noi con le condizioni che c'erano, siccome sono spettacoli all'aperto con il distanziamento sociale, ci siamo riusciti. È una continuità che offriamo ad Eraclea Minova a tutto il territorio, perché Perugia Agrigento siamo i soli a poter fare questi eventi. C'è tanta gente questa sera, significa che c'è grande voglia di partecipazione? Sì, sono spettacoli sentiti perché sono spettacoli che vengono effettuati a Taormina, a Siracusa, Eraclea e Segesta, sono pochi in Sicilia i siti che possono fare queste tragedie greche, sono punti in cui valorizzare, e dato noi stiamo puntando fortemente su Eraclea Minova perché sarà il biglietto di visita sia della nostra zona sia della Sicilia. È un sito questo che comunque da qui a poco potrà veramente cambiare il suo volto. Avete tanti progetti, tanti finanziamenti, cerchiamo di capirne un po' di più. Sì, abbiamo veramente, possiamo portare pagine, secondo me Eraclea Minova può diventare il fior d'occhiello della Sicilia, non a livello provinciale più, ma di tutta la Sicilia. Ci sono circa 7 milioni e mezzo di lavori che saranno investiti su Eraclea Minova, 4 milioni e 100 per il ripascimento in cui abbiamo avuto tutte le autorizzazioni della via valutazione battibendale, siamo in procinto di iniziare, già la gara è stata fatta, poi c'è 1,3 milioni gestiti sempre dal commissario del dissesto idrogeologico, altro 1.300.000 euro per il congelamento del costone di Capobianco, gestito sempre dal commissario del dissesto idrogeologico. Poi con le aree interne abbiamo presentato 2 progetti in cui c'è la copertura finanziaria di tutte le illuminazioni di Eraclea Minova, e in più al di fuori della zona archeologica un belvedere sia sopra Capobianco, che sarà qualcosa di fantastico, ipotizzando pure l'illuminazione tutta a LED. C'è un lavoro strategico, stiamo investendo pure col Gacchi, cobrando dei bagni chimici e delle docce chimici per garantire i servizi ai turisti. Io penso che fra qualche anno, un paio d'anni, 3 anni, Minova può essere i Caraibi della Sicilia veramente, perché c'è tanto da spendere, ci stiamo spendendo. Quest'anno già Minova sta ripartendo perché fortunatamente abbiamo avuto un po' di sabbia in più, quindi è sempre affollatissima. Stiamo studiando un problema anche di parcheggi, perché per dare servizi ai cittadini sarà un punto, un fior d'occhiello veramente, tutto il colorico di tutta la Sicilia, e siamo grati. I teatri di pietra questa sera propongono Arianna nel labirinto. Ci racconti un po' una sintesi di questo lavoro? Io ritorno a Eraclea, credo che sia la 5ª o la 6ª volta, ogni volta con un personaggio importante femminile. Siamo stati qui nel passato, quest'anno Arianna nel labirinto è un testo che, lavorando su tutta la mitologia che attorno alla storia di Arianna e del Minotauro, sappiamo che Arianna aiuta Teseo a uccidere il Minotauro e a sconfiggere la tirannia di Minosse, re di Creta. Questo è un racconto che serve a riannodare tutti i fili, perché giustamente il filo del labirinto, perché Arianna è una figura molto diversificata nella narrazione mitologica, muore più volte nei vari miti, muore in modo diverso, e noi abbiamo scelto, aiutati da una grande autrice grecista che è Eva Cantarella, abbiamo scelto di raccontarla nella sua parte più femminile, se vogliamo. Il suo amore per Teseo è quello che la porterà a far sì che il fratello Minotauro venga ucciso, ma sarà anche la sua condanna, perché da questa azione Arianna troverà poi alla fine la sua sorte e morirà. Come tutte le figlie del Sole, perché Arianna è della discendenza del Sole, è sorella di Fedra, è cugina di Medea, sono tutte figure tragiche che trovano un destino che li accomuna. Ci parli un po' dei protagonisti, chi sono gli attori? I protagonisti sono attori professionisti, molti di questi si sono formati negli anni, parlo di tempo addietro, alla scuola di teatro di arte antica dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico. C'è Simonetta Cartia, sono tutte figure nazionali, Deborah Lentini,
e Elvio Lapira, sono i 3 protagonisti. Più giovani troviamo altri 3 attori, più giovani di età, quindi anche più giovani di esperienza, ma anche loro formatisi alla scuola del dramma antico. Arriva per la prima volta nella riserva naturale di Torre Salsa la sedia Job, che consentirà l'accesso più agevolmente in spiaggia alle persone con disabilità. A consegnare la carrozzina da mare al WWF, ente gestore della riserva che si trova nell'Agrigentino tra Siculiana e Montallegro, è stata l'associazione Ollus a Cuore Aperto, presieduta dal cardiochirurgo Giovanni Ruvolo, a cui è stata a sua volta donata dai familiari di una persona con disabilità. SEAP Dalli Cardillo Aragona, rinforzata ulteriormente nel suo attacco con l'ingaggio della schiacciatrice Giorgia Silotto, proveniente dalla Pallavolo Perugia, che milita in Serie B1. Il servizio. La SEAP Dalli Cardillo Aragona rinforza ulteriormente il suo attacco con l'ingaggio della schiacciatrice da posto 4 Giorgia Silotto, proveniente dal 3M Pallavolo Perugia di Serie B1. Atleta di 1,80 m di altezza, Giorgia Silotto può ricoprire anche il ruolo di opposto. Nata a Venezia il 4 aprile del 1997, la nuova schiacciatrice della SEAP Dalli Cardillo Aragona ha mosso i primi passi nella pallavolo nelle giovanili della Pool Piave di San Donà, per poi passare alla Snoopy Pesaro in B1 nella stagione 2012-2013 e disputare la B2 a Trecate in quella successiva. Risalita in B1 a Jesolo nella stagione 2014-2015, è rimasta in categoria per altre 2 annate, divenendo tra Rimini e Talbanos nel campionato 2015-2016. Un altro anno di B1 all'Urano e poi il meritato salto in A2 con la maglia della Golden Tulip Volalto Caserta. Nella stagione 2018-2019 torna a giocare in B1 con il San Giustino Volley. Giorgia Silotto è un posto 4 di ottimo livello ed è il 4º grande colpo di mercato del presidente Nino Di Giacomo. Queste le sue prime parole da giocatrice della SEAP Dalli Cardillo Aragona. Senza ombra di dubbio il motivo principale che mi ha spinto ad accettare questa proposta è stato l'obiettivo che si è prefissa la società del presidente Nino Di Giacomo, un obiettivo più che stimolante che personalmente abbraccio con grande determinazione. Ho avuto il piacere di parlare al telefono con il presidente, che si è rivelato una persona disponibile e mi ha fatto presente la possibilità di un probabile ripescaggio in A2, notizia purtroppo smentita da lì a breve. Metto purtroppo tra virgolette perché vedo questa sfortuna come un'ulteriore sfida personale nell'ottenere la promozione direttamente sul campo. Un ulteriore stimolo arrivato anche dalla chiacchierata fatta con il coach Massimo Dagioni. Come ha detto a lui, sono una persona che ci mette il 101% per fare le cose e quindi non vedo l'ora di iniziare a lavorare insieme a lui e alle mie compagne di squadra. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.